Leccio, poi crollato a Piazzale Roma, era stata segnalata dai tecnici, lo hanno appurato le indagini della procura. Intanto continuano gli abbattimenti di alberi decisi dal comune e le relative polemiche. Nuovamente in manette il ladro seriale di locali e appartamenti del centro storico veneziano. È stato fermato dalla polizia dopo un colpo in un ristorante nel sestiere di San Polo. L'imam di Via Piave va espulso, a dirlo il senatore veneziano di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon, dopo che il caso è finito in Parlamento per gli insulti nei confronti delle donne. Colpo di scena nella sentenza per l'omicidio di Annika Panfili, uccisa e gettata nel Piave nel 2023. Franco Battaglia assolto per non aver commesso il fatto, decisivi tabulati del cellulare. Sgomberato il condominio Turati di Via Bissolati a Mestre, che da tempo era preso di mira da occupanti abusivi e spacciatori, soddisfatto il presidente di Ater Venezia. I finanzieri della sezione navale di Chioggia hanno individuato e sequestrato a Pellestrina un centro abusivo per la lavorazione e la spedizione di molluschi. Esce domani in tutte le sale Di là dal fiume e tra gli alberi, il film tratto dal capolavoro di Hemingway e girato in Veneto, produzione internazionale, cast stellare col supporto della Veneto Film Commission. Buonasera, bentrovati, e dunque lo avete sentito dai titoli, il Leccio che è crollato a Piazzale Roma, la malattia di quell'albero era stata segnalata dai tecnici, lo dicono le indagini svolte dalla procura, continuano intanto gli abbattimenti nel territorio comunale su disposizione del comune e non mancano naturalmente le polemiche. Il Leccio, che nel primo pomeriggio del 2 giugno si è schiantato a Piazzale Roma, era malato. Lo avevano segnalato gli esperti di una ditta a cui si appoggia il consorzio che segue la gestione del verde per il comune di Venezia. È il primo punto fermo delle indagini della procura, che ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, per ora senza indagati, all'indomani del crollo che ha provocato una dozzina di feriti. La più grave ancora ricoverata all'Angelo di Mestre in condizioni serie, seppur in miglioramento, dopo settimane di terapia intensiva. Già dopo lo schianto erano stati prelevati i campioni dell'albero, la maggior parte del quale è stato trasferito in una caserma dei Lagunari per ulteriori approfondimenti. Oggi a Piazzale Roma rimane comunque una parte dell'albero caduto, oramai ridotta ad un mucchio di sterpaglie, a ricordare ad un mese dal crollo una vicenda che continua a far discutere. Col sole a picco a 35 gradi sembrano boccheggiare anche i gabbiani e trovare posto in cerca di refrigerio all'ombra degli alberi di Campo San Giacomo dell'Orio è impresa impossibile. Solo una panchina da oggi rimane libera. Da qualche ora e dopo quasi 100 anni di onorato servizio è stato abbattuto un platano. La caduta dell'albero a Piazzale Roma, seguita da un'altra al Lido, ha dato il via ad una serie di abbattimenti in tutto il comune di Venezia, da Mestre al Lido. In Campo Sant'Agnese i residenti si sono organizzati in turni per difendere i propri alberi. Una petizione per la tutela e la trasparenza sulla gestione del verde pubblico sta per essere depositata a Cafarsetti. A Mestre, il 24 giugno, la seduta della quinta commissione consiliare, congiuntamente con la prima, seconda, quarta e nona, sul tema abbattimento alberi e arbusti, sfalci e potature, sembra non aver risolto la questione. È successa una roba terribile. Ma vogliamo chiuderci gli occhi e ragionare del verde in generale quando abbiamo la cittadinanza che si sta chiedendo ma cosa è successo e che cosa sta succedendo con tutti questi abbattimenti? Dovrete spiegarci perché a questi abbattimenti si procede proprio nel periodo della nidificazione e soltanto a Sant'Elena ne avete abbattuti 8. La delega gare e appalti non è stata assegnata a nessun soggetto politico che è l'assessore. Quindi esattamente, quindi quando si vuole sapere subappalti, appalti, bisogna rivolgersi a quello che è il direttore dell'area. Tanto quel titolo lo indichi dall'altra parte. Indico te, quello che indichi il cielo. E indica il cielo magari. No, ma tu non sei così là in alto. No, ma io non sono là, fra te sono un misero cittadino. Appunto, come tutti qua dentro. Perfetto. Vedi, esattamente quello che voleva. Evitare di dire... evitare di spiegare qualcosa su quello che sta succedendo. La cronaca, torna in manette il ladro seriale di locali e appartamenti del centro storico veneziano. Alle 3 di notte mi chiama la sede operativa della polizia di Piazzale Roma dicendomi che un attimo che le passo la pattuglia.
dove che avevano a San Luca esattamente bloccato questo personaggio, questa persona, con tutti i nostri averi. Al di là dello stress di essere svegliato di soprassalto nel cuore della notte, Massimo Cappellari può comunque tirare un sospiro di sollievo. Il suo ristorante in Sestiere di San Polo era stato appena visitato dal ladro seriale di locali e abitazioni di Venezia. Attivo da tempo e conosciuto di volta in volta anche col soprannome di Arsenio Lupin per via di un tatuaggio o di Cavalletta per le sue doti di arrampicatore, era in fuga dal bistrò con 4 iPad, le mance del personale e il fondo cassa, quando ha incrociato una pattuglia della polizia. Erano 4 quelli della polizia e uno dei 4, un atleta, è riuscito a bloccarlo perché il personaggio corre e l'hanno bloccato, l'hanno arrestato e quando sono arrivato qua era immanettato a fianco qua del ristorante. La vita dell'imprenditore è già abbastanza faticosa senza visite sgradite alla propria azienda. Qui resta il danno morale di aver visto il frutto del proprio sacrificio violato e a soqquadro, ma poteva anche andare peggio. La fortuna è che questa polizia era di pattuglia e essendo di pattuglia hanno visto sto personaggio, il conosciuto da loro, e l'hanno cercato di fermare. In quel momento del fermo lui ha cominciato a correre, è stato preso e prendendolo sono riuscito a recuperare tutto quanto, il fortino, tutto quanto. Penso che un paio di, forse lato economico non tutto, però le attrezzature che erano quelle più importanti per lavorare il martedì ci è andata bene. L'imam di via Piave va espulso, a dirlo è il senatore veneziano di Fratelli d'Italia Speranzon, dopo che il caso è arrivato in Parlamento. Il caso dell'imam di Mestre e delle sue dichiarazioni d'odio nei confronti delle donne è arrivato in Parlamento. La vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e la responsabile immigrazione del partito hanno presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi, chiedendogli quali misure si intendano adottare per limitare atti di intolleranza e discriminazione, favorendo una reale integrazione. Ad appoggiare l'azione anche il senatore veneziano Speranzon, che parla di espulsione, posizione condivisa anche dai colleghi di partito in Consiglio Comunale. È inaccettabile. E davvero non vedo come una persona del genere possa ancora risiedere nello Stato italiano. Deve, come ha detto bene anche il senatore Speranzon, deve assolutamente essere espulso dall'Italia immediatamente. Non è la prima volta che l'imam finisce al centro di polemiche. È quell'imam che ancora, nonostante ci sia una sentenza che vieta l'utilizzo per la preghiera della moschea in via Piave, lui e loro continuano ad avere i tappeti e a fare quello che vogliono. Io penso che anche le parole violente che utilizza nei post siano e diano la dimensione di ciò che significa radicalizzazione. Sono parole rivolte alle donne, alla sottomissione delle donne, sono atteggiamenti, stimola atteggiamenti davvero che sono contrari al sistema giuridico italiano. La Costituzione dice delle cose molto chiare, ma per questi imam il Corano conta più della Costituzione. Un appello, l'ennesimo, arriva poi dalla Presidente del Consiglio Comunale di Venezia. Io da donna mi sento profondamente offesa da queste dichiarazioni. Credo che ci sia da fare un importante lavoro culturale e di integrazione anche della comunità nella nostra città e che il punto focale sia quello del rispetto della donna sempre, qualsiasi sia l'estrazione culturale e sociale delle persone. E quindi mi rivolgo, faccio un appello anche alle donne che fanno parte della comunità islamica a Mestre, che è quello di cercare di integrarsi anche con quelle che sono le regole di convivenza, le regole civili, ma soprattutto che è quello di far sì che ci sia sempre il rispetto per le donne. La donna non è un essere inferiore rispetto all'uomo. Sgomberato il condominio di via Bissolati a Mestre, da tempo preso di mira da occupanti abusivi e spacciatori. Oggi è senz'altro un giorno importante per Arte Venezia, che grazie alla collaborazione tra le istituzioni, il rapporto sinergico che si è avviato con la Questura di Venezia, guidata dal questore Gaetano Bonaccorso, e con il commissariato di Mestre, siamo riusciti a sgomberare degli alloggi occupati abusivamente in via Bissolati, nel condominio Turati, dove molti inquilini ci avevano chiesto di intervenire.
Il condominio Ater di via Bissolati a Mestre, uno dei più recenti che da tempo è stato preso di mira da occupanti abusivi e spacciatori, non è stato solamente liberato, ma anche ripulito da immondizie di rottami che ne avevano invaso i garage. E infatti è arrivata anche una nuova cancellata che dovrebbe scongiurare altre intrusioni. L'indagine è durata parecchi mesi. Oggi abbiamo messo anche in sicurezza l'immobile, così come richiestoci. Nell'operazione è stato anche arrestato un occupante che aveva della droga con sé. La speranza del presidente Nordio è che continui la collaborazione con gli abitanti del fabbricato, in particolare nel non consegnare le chiavi a nessuno, e con l'amministratore di condominio che si è rivelata fondamentale. Siamo alla cronaca giudiziaria. Oggi il giorno della sentenza per l'omicidio di Anica Panfile, assolto l'ex primula rossa della mafia del Brenta, Franco Battaggia. Vado a casa per assessore in carcere, poi la matricola nella casa. Questo serve. Assolto per non aver commesso il fatto. Dopo oltre 2 ore di Camera di Consiglio, il presidente della Corte Umberto Donà ha dato lettura della sentenza del processo per l'omicidio di Anica Panfile. Franco Battaggia, il 79enne ex primula rossa della Mala del Brenta, è tornato in libertà. Un attimo. Il sorriso ancora incredulo, il cancello che si apre, in mano un sacco giallo con tutte le sue cose dentro. Dopo 535 giorni torna a casa. Alla domanda come ha vissuto questo periodo, la risposta è secca. Un inferno. Perché il carcere lo puoi accettare se commetti un reato, ma se sei innocente e trovarti un reato del genere dopo aver fatto del bene, è difficile vivere. Cosa ha pensato questa notte? Prima di questo? A notte non pensavo niente perché prendevo 4 pastiglie per dormire, se no non dormo. Abbraccia l'avvocato Crea e lo ringrazia. 2 gli elementi incontrovertibili che contrastavano con la tesi dell'accusa, ci spiega il legale. Abbiamo dimostrato che ad un certo punto, alle 16:52 del 18 marzo, Battaggia e la signora Panfile sono usciti da casa dell'abitazione del Battaggia, dove nell'ipotesi di accusa sarebbe stato consumato l'omicidio tra le ore 16:07 e le 16:24. Abbiamo dimostrato invece che, con dei dati oggettivi, e cioè con tabulati telefonici, che per 19 minuti dopo le 16:52 la signora Panfile operava attivamente sul suo cellulare con una connessione dati con il gestore Wind, e in quei 20 minuti in cui lei operava il signor Battaggia era già alle 17:05 al casello di Treviso Nord. I finanzieri della sezione navale di Chioggia hanno individuato e sequestrato a Pellestrina un centro abusivo per la lavorazione e la spedizione di molluschi. Nel corso di una serie di appostamenti hanno notato che diverse barche durante la giornata facevano brevi soste in corrispondenza ad una banchina sulla laguna a poca distanza da un'abitazione. Nel punto di scarico c'era una persona che con una carriola trasportava delle ceste nel prefabbricato. Il controllo e quindi il rinvenimento delle ceste contenenti acqua prelevata dalla laguna usata per la depurazione delle vongole e altro materiale. Un accordo tra la Procuratoria di San Marco e la Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore permetterà ai detenuti di esercitare una professione alla Basilica di San Marco. È un senso di responsabilità sociale a cui ci hanno chiamati il Presidente della Repubblica e il Papa, e noi facciamo la nostra parte perché i valori vanno testimoniati nel concreto. A seconda delle mansioni disponibili, i reclusi di Santa Maria Maggiore ammessi a lavoro esterno potranno prestare servizio alla Basilica di San Marco. È il punto cardine dell'accordo sottoscritto dal direttore del carcere Enrico Farina e dal primo procuratore di San Marco Bruno Barel. Un accordo che prevede anche l'ospitalità della Basilica per visite guidate al personale del carcere e ai reclusi autorizzati e visite ai reclusi da parte di collaboratori della Procuratoria per illustrargli le opere d'arte. Che mansioni svolgerà? Potranno essere restauratori, potranno essere carpentieri, muratori, guardiani. C'è spazio in tutte le nostre professionalità interne. Abbiamo
dei collaboratori molto bravi in tutti i settori e sono pronti, come oggi hanno dichiarato, a insegnare ai loro colleghi. Non è un caso isolato. A Venezia già da tempo, durante il giorno, diversi reclusi ammessi al lavoro esterno lavorano negli alberghi. Abbiamo detenuti per esempio che hanno collaborato alla ristrutturazione di Piazza San Marco con delle società che si occupano di restauro anche di fama internazionale. Abbiamo detenuti che lavorano la mattina ad esempio per le pulizie delle strade veneziane, oppure per esempio per la manutenzione presso il lido di alcuni stabilimenti. Abbiamo dei detenuti che lavorano addirittura a Pelestrina per quanto riguarda la produzione di una vongola verace assunti dalle aziende del territorio, detenuti che lavorano per la manutenzione dei pontili. È la stessa Costituzione italiana a sancire che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e il reinserimento nella società di chi vuole rifarsi una vita è un passaggio fondamentale. Si viene da una vita reclusa e quindi evidentemente si sono interrotti dei rapporti, forse alcuni sono stati anche interrotti in malo modo e una persona deve rimettersi in gioco in una società che prevede, non lo accoglierà a braccia aperte. Allora al momento del reinserimento nella società vuol dire molte volte la parola lavoro. Un'ultima notizia di cinema, perché esce domani nelle sale il film Di là dal fiume e tra gli alberi, una produzione internazionale di grande prestigio che ha scelto il Veneto, in particolare Venezia, come cornice narrativa e visiva per dar vita all'indimenticabile romanzo di Ernest Hemingway. Il film, diretto da Paula Ortiz con un cast di altissimo livello, è stato sostenuto dalla Regione e con il supporto della Veneto Film Commission. Crediamo che il cinema sia un potente strumento di promozione culturale e territoriale, ha commentato il presidente del Veneto, Luca Zaia. Cerca qualcosa in particolare, colonnello? Queste le immagini, avete visto davvero che attori. È tutto per questa edizione, tra poco le previsioni del tempo e l'edizione di Treviso. Una buona serata, arrivederci.